Eccoci qua. Vediamo se va. Ok, non c'è ancora nessuno. Devo capire se va perché... Ok, vediamo se lo trova. Coglioni. Vedi. Ecco, una persona. Mi dà una persona. Vediamo se va, sto fio della mignotta. 3 persone, dai, forse ci siamo. Allora, colleghiamoci dal tablet, vediamo se funziona, ma mi sta già di coglioni. Allora. Ok, finalmente, porca mignottona. Ok. Chat. Oh, bene. Ragazzi, mi sentite bene? Ciao Andrea, ciao Paul, ciao Malaga, mi sentite? Sì? Ciao Spaccatutto. Aspetto conferma per capire se sentite bene il cumendone. Paravero papà. Ciao Cume. Ciao Davide. Adesso vediamo. Devo aspettare, tanto cominciamo con un po' più di gente e voglio capire se mi sentite bene. Se avete... Ok, perfetto, boh. Allora, Fiori, siamo qua. Questo è veramente il primo live, dove praticamente è anche una serie, quindi questo video va... ciao Ettore. Va anche nella playlist, insomma, di PES, perché a tutti gli effetti sarà proprio un video della cosa, solo che ce lo spariamo in diretta. Penso che sarà, spero, epico, perché comunque un gioco di calcio è sicuramente più coinvolgente rispetto a Fly. È chiaro che sarà difficile anche commentare, però, cioè rispondere alle domande, però insomma il comendone è potuto, dai. Ok. Voce come sempre bella e sensuale, grazie caro. Le statistiche. Allora, vediamo un attimo. Allora mi sono messo con il giocatori farmi, diciamo, cioè chiaramente scarso, però neanche troppo perché comunque con livello massimo non ho coglioni di star là 10.000 ore a bestemmiare in colato antico. Quindi ho cercato di mettermi come sono io nella realtà, anche se chiaramente non è così perché sennò insomma, non sarei qua a fare live probabilmente. Eh, E così. Ora qua sono le statistiche, ragazzi. Rigori 69, bene, sono forte nei rigori. Ecco, diciamo i punti di forza sono colpi di testa e elevazione, chiaramente. Ciao Loris, ciao Fabio, ciao Riccardo. La catapulta infernale, speriamo, cioè, speriamo. Ok, chiaramente sono 1,93. Allora il cume che fa? Dai, faccia culo che è il cume, ciao cume.
buono. Un assist, primo assist nella prima giornata, è stato veramente un assist. Auguri Fabione, auguri Fabione, la 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 la, la 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 la. Sono qua con due fighe, bravo Loris, bravo. Scusa, ma che cazzo stai nel live se sei con due fighe, però, cioè con tutto rispetto, vai cazzo. Va bene Loris, dai, vediamo, insomma, adesso se non ti vedo più, mister detto, salutami, ciao bello, 69 ovunque. Adesso aspettiamo un pochino e si parte, eh. Vediamo se riesce a collegarsi anche il bot a salutarmi, che domani è il suo compleanno. Ciao Vittorio, che pace usi la PEX Galaxy. Adesso vediamo in diretta chi vincerà le FIFA, le Champions, il migliore giocatore della Champions. Se lo vince ancora Zirkov, giuro che bestemmio in cecoslovacco. Ciao, come Forza Milan, sì, sempre e comunque. Ho fatto un po' a fare una girata in bicicletta per cercare di rimanere tra virgolette un po' in forma, nel senso tanto che non posso correre. Quindi mi sono fatto, sì, proprio poco, 14 km, però almeno insomma risveglio un po' sti muscoli che stanno dormendo. Ciao David! Comunque devo prendere la versione che compreresti per il Milan, chiunque. Cioè nel senso, almeno due difensori, diciamo un centrale, no, facciamo così, terzino destro e sinistro sicuro, un centrale fortissimo, due centrocampisti, uno bravo a impostare e a distruggere, ecco diciamo un Gerrard, uno alla Gerrard, uno bravo a difendere ma anche a ripartire, e una punta, uno da 30 gol a stagione. Ciao Adil, ciao Adil, no, aveva Adil era Mifio, ciao grande. David ti ho salutato. Ciao Matteo Marco. Ciao Simone Battaglia. Il nostro idolo Battaglia che diciamo che è esperto in Shogun. Ok, siamo a 20, direi di cominciare ragazzi. Dai, direi di partire perché voglio giocare. Allora, avanzamento. Avanti, si gode. Ciao. Ok. Magari centravanti boa, magari, cazzo. E si parte, un solo grido, si alzerà il cume la la la. Allora, Avellino Bari, bisogna vincere con l'Avellino, eh. So, se il Berlusca non. Speriamo che non ci sia lag intanto, però, eh. Se il Berlusca purtroppo ha fatto la storia del Milan, però è chiaro che se non ha voglia di spendere, cioè magari vendi una parte o agli arabi o a me, la compro io. Eccoci qua, compro io il Milan. Ciao Alessandro. Eccoci, ho tolto la telecronaca che ho visto che stavo un po' sulle balle. Adesso ragazzi ditemi se c'è lag. Vai, si parte Fioi. Ciao Lorenzo, adesso sarà proprio dura rispondere. Ho bisogno di sapere però se c'è lag. Io non lo vedo. Quanti anni hai Kume? 27. Attenzione regoli. Allora regoli. Dai ragazzi, voglio fare il gol in diretta poi. Ok, aspetto commenti per capire se lag, Allora il zito, tutto perfetto, grazie Fioi, vi voglio bene. E ora si parte veramente. Il Kume. Il Kume prova lancio in profondità, attenzione, bellissimo, mamma mia che lancio, dai ragazzi, dai che subito andiamo subito a fare il gol. Buttala in mezzo, ma che cos'è? Ma che cazzo di cross è? Bello, bello. Veramente un cross degno di nota. Diciamo che sto PES è non male, non male. Saluto tutti i 26 pazzoli che seguono il Comendone in diretta su PES. Conè. Castaldo. Guarda il casta. Rodrigo, Eli, fenomeno Rodrigone. Conè. Castaldo. L'Avellino ci prova ragazzi. No, Fioi, bravi. E che io vorrei anche i nomi della mia squadra, però Regoli entra in area, Regoli salta tutti, Angeli e Demoni, mamma mia. Ok, vai Kume, ragiona, bravissimo Kume, lancia molto bene. L'area del Bari. Tiro di testa fuori di niente, che cazzo.
Vogliamo Cassano. Ciao Cala. Ciao Cala. Che cazzo di cross è? Cioè, madonna. Siamo venuti fin qua per vedere segnare il Kumenda. Siamo venuti fin qua per vedere segnare il Kumenda. Attenzione, lancio bellissimo in profondità. Veneziano, il bomber la mette in mezzo, tirate gol! Attenzione, Bari 1, Avellino 0, ancora assist di Veneziano, è pazzesco amici! È pazzesco il bomber che fa 2 assist. Incredibile Beppe. Incredibile. Mamma mia che assist. Assist perfetto di Veneziano e c'è l'1-0 del Bari. Mamma mia che assist del Cumefioi. 2 assist in 2 partite per un giocatore che in realtà fa gli assist solo proprio se costretto da forze superiori. Grandissimo gol del Bari. Stiamo partendo bene, 2 assist così proprio. Attenzione, buono. Mamma mia che assist ragazzi, quanto godo. Adesso vogliamo anche il gol di Veneziano, però lo vogliamo. Spero che non ci sia troppo ritardo nel commento, che magari siete prima il gol. Ma che cazzo di passaggio è? Ma che cume, fiore. Che assist. Quando gioca il Bari segna sempre Cume gol. Buono. Buona partenza. Guarda Conè, ecco qua dorme. Bello Conè. Bel ragazzo, Rodrigo Eli. Guarda che inizio per il Bari. Ciao a tutti ragazzi, ciao. È chiaramente un po' più difficile rispetto a Fly rispondere in tempo reale, però ci proviamo. Attenzione Castaldo. Il portierone c'è. Ecco, io non vedo lag, se lo vedete mi dispiace, ma io non lo vedo in questo momento. Si vede che probabilmente la connessione, ma ho visto che intanto va un po' di merda rispetto a ieri, purtroppo. Fine primo tempo, Avellino 0, Bari 1, assist leggendario di Veneziano che sta dimostrando al mondo di essere un figo. Però possesso palla 71, Avellino 29, Bari. Bello. Vai, seconda frazione. Al Partenio Adriano Lombardi. Il Cume giocata del veneziano del grande numero 7 Cumendiano. Attenzione ancora Bari, un Bari eccitante. Attenzione entra in area, mamma mia di poco. Attenzione di testa, proprio il Cume, la sua specialità, il Cume, fuori! Non arriva il gol. Porca trota. Però dai, 1-0, ma non stiamo neanche soffrendo troppo per il momento. Per essere il livello massimo, cioè adesso dovrei aver sbagliato i settaggi, ma sono sicuro. Conè. Diciamo che fanno tanto possesso il computer, però per il momento toccando ferro. Ciao Andrea. Attenzione che ho appena detto. Attenzione Larry, gol. Mamma mia, ho vista dentro. Mamma mia. Come assomiglia a Reus, magari mi sono fatti i capelli alla Royce. Alla Reus Royce. Il grande Royce Reus, fioi. Vai Bari. Questo Bari mi sta esaltando, ragazzi. 41 persone a seguire il comandone, mamma mia, sportellate veneziane, con questo è il calcio, altro che giochini e numeri. Attenzione, questa può essere l'occasione, il Cume, fuori di niente, incredibile. Campionato ragazzi. Ma puttana, ciao Andrea, ma vaffanculo, guarda, un gol fatto questo, il Cume ancora deve carburare. Sono restrizioni della Roma perché nella pace c'è l'Olimpico e quindi è chiaro che l'Olimpico è settato per Roma e Lazio. È un dominio puro, però attenzione, passaggio di profondità come piace il Cume, mamma mia.
E non ho cambiato il numero, diciamo che ho creato un giocatore, l'ho sovrascritto a un giocatore già esistente del Bari, proprio per avere, come si dice, il mio numero che volevo, insomma. Chiaramente dal prossimo anno non lo so se vado via, ecco, se vado via dal Bari. Ah, che passaggio di merda. Dai ragazzi, su. Cerchiamo di tenere il risultato. Zito. Vergara. Credo che Dura a giocare in live è tanto più figo, porca puttana. Regoli vede Cone. Mi saluti, ciao Killer. Killer Camper. Ocio, non adesso, per cortesia, Larry. Ara Larry. E ancora un Bari perfetto per il momento. Il Cume è veramente distrutto, poverino. Ciao Ferrari, grazie. Vergara, Schiavone, Angeli e Demoni. Uno che parla, Zito, Arrighini. E Larry, c'ho Larry. Arrighi, no, all'80esimo, Zito entra in area, Zito, fuori. Troia. Veneziano ancora in campo, esce Castaldo, entra Comi. Ciao Daniel Zunino. Veneziano quella perde stanchissimo il Cume. Ha avuto tante occasioni per segnare, ma purtroppo non le ha sfruttate. Avrà fatto un assist veramente degno del migliore. Rui Costa, attenzione Veneziano contro nessuno. Veneziano si aggira troppo, palo! E c'è il gol, signori Veneziano. No, autogol, ma vai a cagare. Ma vaffanculo, autogol, ma no. Fide una mignotta, ma porca puttana. Era palo, vado a prendere l'autogol, ma Cristo di un santo. Autogol, vabbè. E comunque 2-0. Ciao Andrea Pulvi. Porca troia, comunque 2-0, ma non mi danno il gol. Purtroppo non è gol di Veneziano, penso al 90% non è il mio gol. Mocari, ma che sfiga, oh sti fine una mignotta, era mio il gol, merdacce. Adesso vediamo, cerchiamo di capire se è mio il gol, però ho visto il portiere così. Comi. Mamma mia che Bari, comunque il Bari dei Richiord, no dei record, dei Richiord. Ma attenzione ancora al Cume, non esiste l'Avellino, questo deve essere gol, il bomb! Dio Cristo. Camignotta. Veneziano. Niente da fare. Ciao drogati di Milan. 2-0, ma che gol che mi sociava. 2-0, sicuramente è un Bari eccellente, ragazzi. Eccellente. Vediamo se è mio il gol. Allora in campo ancora Veneziano. Mamma che Cume. Statistiche individuali. Vedi? Gol segnati 0, ma puttana merda. Puttana miseria, gol segnati 0, assist 1, vabbè. Avanti. Niente, vabbè, pazienza, comunque siamo primi in classifica. Si domina ragazzi, si domina. Bari in fuga, 2 vittorie. Molto bene, Cume. Di partite giocate 7,5, assist 2, gol 0. Vabbè. Però sto giocando veramente un bel calcio, Che tolto nel Bari non mi ricordo. Annuncio UEFA Best Player. Ecco, attenzione, momento abbastanza di panico. Vediamo chi è. Vediamo chi l'è. Allora, database. Info competizione. La UEFA Champions League. Allora. No, dov'era? Aspetta, no, porca mignota, dove cazzo era? Statistiche, eccolo qua. Oh, per fortuna, Cristiano Ronaldo va a vincere il UEFA Best Player Europe World 2013-2014. Messi secondo, Neuer terzo. Ok, ciao Eli. Ciao Varro. Benissimo, ok, niente, purtroppo non mi ha dato il gol, sti figli della mignotta, pazienza. Il fiducia di allenatore comunque 86, godo. Avanzamento, se c'è la Coppa Italia, penso. Team Cup. 46, benissimo. Ciao Fioi.
Ciao Loris. Ultimo giorno, finestra di mercato. Adesso vedi il Milan vuole veneziano. Niente di rilevante da riportare. Ok, avanzamento. Ciao Robert Catona. Adesso vediamo. Ah no, c'è ancora Serie B. Bari, Brescia. 56, ok. Non sta cresciuto il giocatore, ha ragione Davide, me l'hai scritto anche su Steam, chiaramente sono abbastanza qua preso. Prossima partita. Mi saluti, ciao The Football Channel. Bari, Brescia, bella questa. Vai. Grande, grande Ferrari. Vai. Dai, Bari dei record. Ciao Gabris, Guido, scusami. Ah, non gioco subito. Che figlio era migno. No, cazzo è? No, c'è in panchina veneziano, non ce l'hai che accorto. Ma andate a cagare, va. Attenzione, Caracciolo, Donati. Non posso fare la telecronaca con i nomi, non sono sempre su un cazzo. Stevanovic, il Steva. Vai Steva, attenzione Voschi! Rete di Folsky 1-0. Madonna che Bari, fioi. Grazie, hai ragione. Mamma mia Folsky, mamma mia. Ciao Gabrix. Mamma mia, 1-0. Stiamo giocando un calcio eccezionale. Budel. Grandissimo Folsky, ex Fiorentina mi sembra. Sestu. Galano. Ciao Gabrix. Ti ho salutato mi sembra. Attenzione Corvia, mamma mia, Camporese, la grande Camporese, che credevo molto in Camporese sia un po' perso. Budel, ancora Bari. Tutto velocissimo ragazzi, guarda che squadra veloce che è. Donati per Calderoni, Donati ancora, attenzione Volsky, riesce il portiere del Brescia. Donati, Olivera. Si uscì un cazzo. Corvia, Camporese, Volsky, vede Stevanovic, Steva, fuori. Ciao Gabri, Sigudo, ok. Ciao Regio. Olivera. Mamma mia che Volsky, grande Volsky. 1-0 ancora state star calmi perché stiamo giocando, non aspettavo un inizio così devastante. Olivera. Bravo Volsky sbaglia tutto l'attaccante del Bari che non ho visto che cacchio era. Camporese, Calderoni. Probabilmente la difesa è ancora imbattuta per il momento. Attenzione Galano. Mamma mia ancora Volsky, mamma mia che Bari. Galano in trainare, De Luca! E sono 2. Mamma mia ragazzi, mamma mia fioi che Bari. Ciao Nick. Mamma mia ragazzi, che partita. Ancora non giochiamo. Grazie Matteo Frig. Un Bari perfetto, fammi entrare però, stronzo. Sestu. Madonna che Bari, fiori Donati, mi sto esaltando. Attenzione De Luca. Boom, 3-0. No ragazzi, il calcio è una cosa meravigliosa. De Luca e sono 3. Cala il Milan in questo periodo. Silenzio stampa, vi prego fioi. Silenzio stampa come diera. 61 comunque, ciao fioi. Ciao Gian Antonio. Ciao Just Matti. 3-0, attenzione, Corvia fuori. Ciao Bakim. Mamma mia ragazzi, non me l'aspettavo proprio un Bari così, Donati lancia, attenzione Volsky, madonna che numeri Galano, tutto in reale Galano. Mamma mia che Bari, mamma che Bari. Attenzione, mamma mia, Arcari recupera, ma un Bari che sembra il Real Madrid ragazzi, però io non entro. Attenzione Corvia, Camporese per De Luca, Stevanovic, Steva, attenzione, mamma mia ancora.
Mamma mia, mamma mia. Sì, Paparesta si sta facendo le pippe, sicuramente a vedere questo Bari. Olivera, Stevanovic, Steva, attenzione, De Luca, mamma che palo di De Luca. Mamma mia, Boschi! E sono 4, signori, un Bari perfetto, ragazzi. Me l'avete detto sì di prendere il Bari, mamma mia. Boom, palo, e poi De Luca la mette. Ciao 1358. Mamma mia, De Luca. Oh, entra Veneziano, ragazzi. Entra il Cume. Voglio entrare anch'io nella festa. Entra Valotti, esce Caracciolo. Madonna che Bari, ragazzi. Un Bari perfetto, un Bari devastante. Tipico Bari comendiano. Olivera. Ma mi sembra tutto lento adesso, mamma mia. Budel per Sestu, vede Razziti. Sestu entra in area. No, ancora no, Sestu per Razziti. Miracolo del portiere. Vogliamo solo il gol del veneziano, lo vogliamo, lo pretendiamo. Attenzione il Cume, mamma mia di poco. Scaglia. Olivera per Vallotti. Ancora un Bari, ragazzi, veramente d'altri tempi, sembra il Bari di Fascetti. Ok, Scaglia recupera, Colì. Grazie, dura però commentare in diretta sempre che vuole partire, mamma. Sono un po' provato. Olivera per Valotti, attenzione, non voglio prendere gol, non lo voglio prendere. Fuori, ma si va anche di culo, si va anche abbastanza di culo per il momento. Vogliamo la Serie A. Ho fatto veramente un cazzo io, però questo mi dispiace un po', potevo veramente fare gol contro questo Brescia. Budel. Il Cume. No, se viene questo gol giuro che... Ciao. Attenzione. Mamma mia il Cume. Mamma mia che numeraccio che avevo fatto. Porca mignotta. Finisce qua, ragazzi. Bari 4, Brescia 0. San Nicola di Bari è in festa. Mamma mia. Grandissima vittoria. Veramente. Migliore in campo Boschi, se lo merita. Veneziano 5 e Cica che sborda 2 minuti. Va a cagare. Ok, 9 punti. Siamo insieme a Spezia. Ok. Ciao Volvo. Ok, allora, perfetto. Adesso devo segnare però. Catania-Bari, questo match già da promozione. Quanto dura il live non lo so onestamente, non lo so, andiamo qua un po' finché abbiamo voglia, andiamo. Allora, avanzamento. Col Catania è duretta, Grazie Eli, troppo buona veramente. Divisa però cambiamola perché sono più sul cash. Ok. Come mi saluti? Ciao XDDA. Allora, vai, questa è dura, qua possiamo chiaramente testare se realmente siamo una big, perché il Catania forse è la favorita. Ciao Franci. Serie BT, no, Serie B win, cazzo dico, Serie BT. Ok, giochiamo, vai. Rosina, questa secondo me è dura perché nelle statistiche è la più forte il Catania, anche se non è tra le prime in questo momento, mi sembra. Peruzzi. Recupera il Bari, diluvio al Massimino. No, di là, ma che cazzo stai facendo? Ma che passaggio è? Almiron. Peruzzi per Rosina, Rosinaldo. Rinaudo. Cerpec, Rinaudo. Calaiò. E il cala per il Cer. Silenzio, mamma mia. Mamma che gol che ho preso, ragazzi. Esultanza alla TT Henry. Cerpec va in gol.
Mamma mia che golazzo che ho preso. Torniamo sulla terra forse. Primo gol subito dal Bari. Ole, ole, come ale, forza lotta scenderai, non ti lasceremo mai. Veneziano, Veneziano, Veneziano esplode una bomba! Cosa fa il portiere? Attenzione il Cume di cattiveria! Il Cume entra in area e dopo troppo lento, ancora un po' boh ragazzi, ancora un po' boh il Cume, porca puttana. Martigno. Dobbiamo reagire ragazzi, voglio la reazione. Fallaccio, oh, che cazzo di... Oh, è fallo, ma dai. E non so che è sto Cerpek, mai sentito onestamente, sarà un acquisto dell'ultimo minuto. Veneziano deve esplodere la forza come indiana, niente sbaglia. Cume stai calmo, il Cume, porca miseria. Devo andare in mezzo però, non posso stare qua. Vai Cume, il Catania ha fatto dopo un gol che non me l'aspettavo, un missile da fuori, ciao. Abbiamo vinto però prima Just con il Cume titolare. Attenzione, vai Veneziano. Volevo fare il numeraccio, non è venuto. Monzon. Cerpek, l'autore del gol. Porco, Martigno se ne va, Martigno, fa tutto lui. Attenzione Rinaldo, attenzione Rosinaldo, mamma mia, stiamo soffrendo. È capitato, deve arrivare, tutto troppo bello per essere vero. Ok. Vai Cume, il Cume va, il Cume spavaldo, il Cume beffardo, il Cume salta tutti, Veneziano ancora. Porca troia. Neanche angolo, ma dai, ma che cazzo però, ma per cortesia, questo era angolo tutta la vita, non mi interessa. Peruzzi. Rosinaldo. Devo giocare di squadra come prima, devo star calmo. Peruzzi, io non devo perdere mai. Rosina di testa me ne vado, Rosina di testa me ne vado. Grazie Robert. L'amore non esiste, ma esiste il Cumendon che deve fare un gol. Il Cume. Mamma mia, no ragazzi signori, però questa azione vale mille gol, vale. Il Cume deve provare il passaggio, bellissima azione veneziana. Se viene il gol è splendida, no così però. Ma no così, che cazzo però. L'Angelo Massimino, Catania 1, Bari 0. Cerpek al... non mi ricordo che minuto. Cume stai più avanzato, lo so, ma mi girano i coglioni. No aspetta però, no perché se mi sento anche in voce no. Ciao, aspetta un attimo, no, devo concentrarmi perché non voglio perdere col Catania perché è un match promozione questo, Veneziano fallo! Ma dai, cupola, inizia la cupola contro Veneziano ragazzi, inizia il cupolotto, Almiron. Veneziano, sponda clamorosa, niente da fare, Rinaudo. Bisogna pareggiare, non meritiamo assolutamente di perdere, ma questo è anche il calcio, this is football. In profondità perfetto, il Cume, sforbiciata e c'è il gol, signori Veneziano, è il primo gol, calma, io sto qui, Veneziano, guardate che faccia da culo, 1-1, il talento veneziano. Cumendone e c'è il gol signori, sforbiciata meravigliosa, guardate il passaggio in profondità, tipica azione che ama il Cumenda anche nella realtà, e il Cumendone di destro la mette dove il portiere non ci può proprio arrivare, il joystick è spento. Signori, grandissimo gol, siamo venuti fin qua per vedere segnare il Cumenda, Mamma mia che Cume, Monzon.
Mamma mia. Monzone, adesso andiamo a vincerla, Beppe. E adesso si va a vincere, Beppe. Attenzione al Cume, splendido il Cume, splendido il Cume, splendido il Cume, entra in area, fuori di niente! Fuori di niente, porca trota. Mamma mia, tiro a incrociare bellissimo, ma no, purtroppo, fuori di poco, Frison maledetto, va a cagherus. Peruzzi, vede Rosina, cosa ho sprecato, però non mi sembra di aver sbagliato, porca trota. Relax. Porca che gol che ho sbagliato io, dovevo incrociarla meglio, intenta fare essere autocritici. Rinaudo, speriamo di non pagarla. Rinaudo per Ciarepek. Cazzo si dice, non lo so, non lo conosco. Attenzione, entra in area, fa tutto lui, no! Almiron, Sergio Almiron. Monzon. Attenzione, il c'era entra in area. Oh, Fio, lo marchiamo, Calaio, gol. Cosa ho rischiato, Fio, attenzione da fuori. Entra Castro, esce Fidel, no? Oddio. Vai Cume. No, brutto errore questo, 72esimo. Il Cume è stanco, ha fatto una bella prestazione, il problema è che, attenzione Castro, Bombari in difesa. Il Cume doppio cazzo, altro che doppio passo. Krapek, ok, grazie Carmelino. Krapek. No, fece anche i commenti su Steam, siete dei fenomeni, cioè vi voglio un bene dell'anima, mi diverto troppo, cara io. Monzon, è il Monzo, occhio al Monzo, grande portierone, che è il portierone del Bari, non mi ricordo più. Attenzione, 82esimo, vai Spondona, fallo, niente, non mi fischiano un fallo, neanche vara, no, miseria. Qua paura di essere il pareggio, basta che non perdiamo, invece deve tenere un bel po' l'imbattibilità sinceramente. Castro per Peruzzi per Castro, ancora il Bari però troppo in difesa, però voglio prendermi palla, cazzo. Vai come la stella della squadra, Fiori. Anche se anche Volsky e De Luca hanno fatto veramente delle belle prestazioni finora. Bella Bari, bella vecchio mio, troppo. I passaggi sono scarsissimi purtroppo, i passaggi anche in realtà non avevo voluto passarla. Quindi è normale che devo farmi scarsissimo sui passaggi. Attenzione Monzon, qua voglio la nazionale anche, me la merito già secondo me. Monzon, no adesso per cortesia, Monzon in area, Jankovic. Silenzio, che culo di merda. Finisce 1-1 ragazzi. Guarna, mamma mia. Comenda veneziana, dove è nato Eli, è nato dal fatto che diciamo i commendatori sono persone che amano, insomma, sono onorificenza lavorativa, persone insomma che lavorano alla grande e hanno un modo di vestirsi bello, nel senso giacca, cravatta, doppio petto. Allora, visto che anch'io amo quel tipo di stile là, sono veneziano, commenda veneziano e si gode. Mamma mia quanto ho rischiato, 1-1, è andata anche bene perché hanno preso un palo osceno. Ok, siamo sempre al primo posto 10 punti, Vicenza 10, Ternana 9, Spezia, Bologna, Perugia, poi via tutte le altre, all'ultimo posto il Varese con 0 punti, ok. Allora, ce ne spariamo, giochiamo ancora, figa sposo. Primo gol comunque, Crotone Bari, questa è bella. Ok, allora, intanto vediamo, database, allora, Italia, Serie B, classifica gol, se dovremmo essere anche, guarda, Foschi 4 gol ragazzi, ha già il Foschino, mamma mia che Foschi, noi dove cazzo siamo? Oh. Eccolo qua, un gol, perfetto, almeno mi posso godere. Serie B, assist man, dovremmo essere tra i primi, penso, siamo proprio primi, Galano, ma super Bari, per il momento c'è un Bari. Serie A, vediamo il Milan dove sarà ultimo probabilmente. Terzo, fai proprio un gioco. Ok.
Pippone veneziano, si tira ragione, vecchio. Vai. Crotone FC Bari. Mi saluti, ciao Gaetano Trezza. Come qual è il tuo sogno? Avere un sogno, ragazzi. Il mio sogno è avere un sogno. Scusate, ragazzi, è un momento di panico. Che sogno che ho? Quello di... sapete, ragazzi, avere soddisfazioni lavorative, avere una famiglia, bambinotti, robe così, insomma, cose normali, penso. Cioè... il mio gioco preferito, qual è in questo momento? Beh, Fly Simulator sicuramente tra i primi. The Games, ciao. Vai, contro il Crotone possiamo fare i 3 punti, Balasa, c'è il Bala. Qua c'è il Bala, fiore. Balasa. Il Balasa dei record per Belek. Subito il Crotone parte a bomba. Spondono come segnale di testa, non so se sono rivali. Avevo ancora segnale di testa, però è strano, Il Cume, di fisico, la passa indietro molto bene. Attenzione, mamma mia. Mamma mia che missile, se veniva sto tiro era veramente pericoloso. Cremonesi vede Balasa che è già un idolo, ragazzi. Il Bala me lo godo. Balasa. Odu Amadi, madonna, Odu Amadi, mamma mia, non posso perdere con una squadra che ha Odu Amadi. Adesso mi fa 3 gol. Sono in fuori gioco. Brutto passaggio. Recupera molto bene Modesto. Una persona molto utile. Succiu. Dai Bari. Facciamo girare sta cazzo di palla. Attenzione. Odu Amadi, il piccolo Odu Amadi. Odu Amadi vede Belek, ma sbaglia tutta. Partita un po' collosa in questo momento, attenzione veneziano troppo lunga. Partita un po' collosa. Odu Amadi ancora. Voglio il gol di Balesa, là, cioè, è grande. Belek, Maiello per Clayton per Modesto, Maiello, Crotone che fa girare palla molto bene, Sesto per Belek, mamma mia cosa ci ha parato il portiere, mamma mia che intervento, no, questo portiere oh donna, non ho voglia di premere start, come ragazzi non ci sono nemmeno stasera, peccato. No, ce n'è una, c'è una ragazza, l'ha fatti i bravi, trattatela da principessa, mi raccomando. Odu Amadi. Modesto, sto incazzando perché non sopporto giocare così male. Attenzione, vai Bari. Fuori. Siamo in 64 ragazzi, veramente un sogno, vi ringrazio tantissimo. È veramente un piacere stare con voi in live. Molto meglio che registrare i video normalmente, onestamente, devo dire, non l'ho mai fatto, è stato proprio una pippa, sinceramente. Quanti anni hai? 26, 27, l'11 febbraio, quindi tra poco, ragazzi, sono vecchiotto, sì. Clayton, partita veramente noiosa, Cremonesi, Balasa. Ah, Donnarumma, ti ragione, grande Fabione, grande Fabio, me lo godo, Fabione. Odu Amadi per Balasa. Bombari adesso, dai Bombari, dai, vogliamo un Bombari. Maiello per Modesto, non te la fai, non riusciamo a far girare palla. Belek che ha fatto un tiro prima, ragazzi. Belek ancora. Veneziano è il classico bolso comendiano in questo momento, lento. Molto lento, come non sta giocando bene oggi. Maiello se ne va, Maiello per il Belek fuori. Oh lelle, oh lalla. Come facci sognare, bella sta rima, ma perché sti rinvii da madonna, stai calmo come non insultare. Cioè, ma perché sti interventi, ma perché? Vai Cume, tiro di sinistro, Caio recupera, Tizio recupera. C'è niente da fare, non ci resta che trombare. 0-0 Alessio Scida. Dai fiori. Proprio ancora questo analogico, quindi se lo sbatti un attimo si spegne.
Vai. Mi scuso se a volte ci sono linguaggi un po' aggressivi, diciamo, però soprattutto con giochi di calcio è così, cioè, sono me stesso e quando c'è il calcio il come schizza. Cremonesi. Modesto. Modesto. Modesto, modesto, attenzione al modestone, attenzione al modestone. Buon recupero. Belek, Belek entra in area, Belek. Ho rischiato di prendere il gol. Diciamo siamo anche molto fortunati in questo inizio di stagione, perché potevo subirne tanti di gol. Sti video stanno diventando, sti vlog, sti live stanno diventando una droga, concordo. Infatti, cioè, ne faccio uno al giorno, fioi. Cioè, veramente sarebbe bello, però purtroppo è un po' dura. De Giorgio, De Giorgione, De Giorgione se ne va, De Giorgione se ne va. Attenzione a De Giorgione. De Giorgione per Belek, il migliore in campo sicuramente Belek. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. E come cantanti, ho detto, tutta la musica storica, diciamo Pink Floyd, Genesis, Deep Purple, Queen, Dire Straits, quando devi parlare, ecco, volevo concentrarmi ragazzi, però sono tutte le band storiche, Beatles, poi credo tutte quante le varie band anni 80, tipo non so, Spandau Ballet, Status Quo, Who, robe così, insomma, poi come singoli diciamo, vabbè, U2, Bruce Springsteen, The Doors, Veneziano stava tirando, non canto ancora. Poi c'è comunque anche la musica italiana sempre storica, però diciamo che ho in mina la mia cantante preferita, ecco. Mi piacciono le canzoni di adesso, per carità, infatti per esempio quelli, i cosi, One Republic, diciamo, sono i miei preferiti di adesso, diciamo. Anche se comunque anche loro non è che sono proprio super recenti. Così diciamo, ecco. Quanto dura la live? Penso che farò ancora una, massimo 2 partite, anche perché la potevo andare anche a mangiare, ancora da mangiare. Devo ancora mangiare. 70esimo, sempre 0-0, partita di una orrenda, sembra il Milan ragazzi, sembra il Milan di adesso. Ci sono 2 spettatori, è vero, grandi, 72 cumendiani pazzi, e me li godo. Questa è una partita veramente collosa ragazzi, Succiu, Maiello. Questo Crotone veramente sembra il Barcellona, sì. De Giorgio. Neanche un'occasione, proprio tristezza assoluta. Veneziano, lento, Veneziano ma di fisico. Questo è il cuore ragazzi, questo è il cuore cumendiano. Devo fare la cagata cumendiana. De Giorgio, sì, infatti, oh, grande Fabio, mangio proprio piadine, mi mangio dopo. È già nel menù. Pazzesco. Qua veramente sapete tutto, figlio. Proprio piada, cotta e formaggio, 2 me ne pappo. E 0. E sicuro. Attenzione, dai, se è bello gol al 90esimo, immeritato, sì. De Giorgio, no, non subirlo però, bravo difensore. Alla Thiago Silva, proprio alla Tiagone. No, sono offside però, Attenzione, il cume adesso, vediamo se sbaglia il portiere, troppo lunga. Se viene a casa mia ti ospito, vediamo. Allora, se porti tiramisù, pizza e tutto, dai, ci può anche stare. Dai. Finisce qua 0-0, secondo pareggio consecutivo, ma questo proprio brutto. No, non posso festeggiare quello spritz perché sono astemio, vecchio mio. 79 ragazzi, 79 Cumendini. Sta partita è andata male, 5-5, vediamo il Belek 6, ha preso il migliore Maiello. Vabbè. 81. Vediamo la classifica. Siamo al secondo posto, il Vicenza dei record, 4 vittorie, un pareggio. Signori, che Vicenza. No, la Vicenza è veramente incredibile. Finora 5 partite giocate, 6-7 totale gol, 1 totale assist, 2.
Inzaghi come allenatore, che voglio bene perché è Pippo, però deve migliorare tanto, assolutamente. Cioè, fa tanti errori, fa troppi errori, però li concediamo, dai. Bari Latina. Vedi, sono fuori forma adesso, sono fuori forma. Bari Latina per te può essere insidiosa questa. F1 per PS4, ma esce ragazzi, perché sinceramente non lo so, esce sto stronzo di gioco, perché sto Formula 1 di nuova generazione. Ancora la fidanzata? Sì. Sì, ce l'ho ancora. Spero, perché dopo sti live spero ancora di avere una fidanzata. Cioè... Bari Latina. Gaetano, seguo altri youtuber? Sì, ne seguo. Ma soprattutto tanti stranieri comunque, soprattutto che fanno video fighissimi su Fly Simulator di italiani. Comunque... Gabbo, i soliti diciamo, Gabbo e... come si dice? Aspetta, quel tale Ale... poi cazzo se non mi ricordo più. Beh, Edward chiaramente, grande Edward. Consiglia giochi, anche se il sub non c'è più, però chiaramente sai, ogni tanto lo seguo perché comunque per ricordare un po' i fasti di un tempo che era veramente bello, cazzo. Fuori gioco no. Vogliamo il gol di testa, cazzo, lo pretendiamo. Esce a marzo, dai, ma c'è qualche novità? Attenzione il Coop! Non ci credo, questo porco di portiere l'ha presa, era il gol della vita. Chi vuole un Coop? Eli, capisco cosa sta scrivendo la nostra Eli. Che porta la valigia, Giordano Bruno, chi è? Bruno. Che bisogna vincerla però questa, perché voglio vincere il campionato, cazzo. E voglio andare in Serie A, poi ne faccio un altro anno col Bari e poi... Vai vecchio mio, corri, bravissimo. No, niente da fare. Ho visto di fare DJ. Sì, però proprio diciamo che ecco, ci sono giochi che non mi piacciono. Cioè, non discuto la bravura degli youtubers perché siamo 1 milione di iscritti, sicuramente è bravo. Però proprio i giochi così a me non sono mai tanto piaciuti. Quindi, come PewDiePie, attenzione, sono giochi che non seguo tanto. Vogliamo un gol di rovesciata, magari. Petagna per Bruno. Ma stiamo giocando male adesso. È finito The Magic Moment, è già finito forse. Attenzione. No, lunga. Ma come stiamo giocando? Ah, Mike, sì, ecco che Mike Show, sì, molto bravo, sì. No, adesso non abito più a Venezia, diciamo, centro storico, sono a Marghera che ha 10 minuti. E lì diventerà la nostra mascotte. Ma pensa se in realtà Eli ci sta prendendo tutti in giro, in realtà si chiama Mario, ha 30 anni, ha un fisico bestiale, c'ha un paccotto gigante, pensa. Cioè, magari in realtà Eli è Eliano. Guero. Come segue il come da veneziano? No, perché il come veneziano è un po' snob, un po' rompicazzi, no, non lo seguo. Vai Cume, bellissima. Questo veramente è la roba strepitosa del Cumendone. Attenzione, adesso concentrazione per cortesia. Concentrazione, please. Cos'è sta roba? Ma cos'è sta roba? Qui bisogna segnare. Mamma mia, cominciamo la pareggita, ragazzi. Siamo l'Inter di Mancini degli anni del 2004, cazzo. Cioè, 100 pareggi consecutivi. No, ma sto scherzando, Eli, figurati, sai che sono un burlone. E qua ci sono tanti ragazzi, cioè chi mi chiama Eliana. Grande. Conosco anch'io un'Eliana, che è un nome, diciamo, non proprio tra i più comuni, bel nome, lo conosco anch'io un'Eliana. Come mai il Bode non lo so, il Bode è perso nei meandri del lavoro e di altre cose. Segui Bastard? No, non so neanche chi è. Vai, adesso fai per un attimo di concentration, please, perché sto giocando male. Bruno. Veneziano. Crimi. Dolce Crimi. Viviani.
bravo, bellissimo passaggio, Veneziano prova a allargare il gioco, non era per lui il passaggio, ma vai a fare in culo però, veramente in passaggi ai 30, no 60. Rossi. Attenzione Veneziano dalla perfetta, passaggio strepitoso, gol, e c'è il gol, cazzo, e che passaggio del Cume, Fiori, mamma mia che passaggio, Manuel Cesar Rui Cume, sì cazzo, mamma mia che passaggio ragazzi, mamma mia che passaggio, 1-0 finalmente per il Bari, madonna, sto facendo assist veramente a raffica, Comunque prenderò la versione, quella da 14 euro, però se 14 euro ogni 3 mesi, sinceramente mi spacca un po' i maroni, però la prenderò. Ma non tanto per i soldi in sé, ma perché secondo me ha poco senso, cazzo, cioè, a questo punto fai un prezzo fisso e lo usi sempre. Grande Cume, dai. Mamma mia, veramente se giocasse che la realtà così, Fiori che sboccia magari. Poi diciamo che comunque io giocando adesso a calcetto, cioè diciamo che comunque per le mie caratteristiche anche fisiche faccio una fatica, ragazzi, viva il calcio sempre e comunque, calcetto veramente è per i brevilini. Veneziano, calcio d'angolo. Sei il Messi della Laguna. Fai ancora GTA 5 quando uscirà per PC sicuramente, ecco là c'erano dei live, penso con una crew, speriamo, magari ci spero tanto. Dai, Veneziano di testa, il Cume non la aspetta bene. Il Cume. Vabbè, peccato. Mamma cosa ho rischiato, è stato il fallaccio con diffida per 102 anni. Che spettacolo quando c'è il Cume in campo, grande. Comunque un raduno mi piacerebbe farlo, ragazzi, è una cosa bella, Venezia tutti insieme, far docciacco è alla grande. Mi piacerebbe tanto, però capisco che magari se siete lontani per un fattore magari economico, non lo so, cioè capisco se è dura. No, sto passaggio è un po' lunghetto, recupera molto bene Latino. I soprannomi del Cume sono strepitosi. Il Medi non lo sento da 2 anni, si è perso proprio. Comunque saluto insomma anche il Medi. Ricordo sempre con piacere, là che è cominciato il tutto, ragazzi. Il vero Cume è iniziato là, fallo, ma cagare. 78esimo. Comunque è una media di 70 persone contemporaneamente, ragazzi, veramente è pazzesco, cioè, contando che comunque c'è 22.000 iscritti e alla fine tanti sono inattivi così, veramente una bella soddisfazione, siete dopo lo zoccolo duro ma clamoroso, siete veramente dei fenomeni. Comunque la prossima è l'ultima partita, anche perché sto morendo di fame, sono finito, sono veramente distrutto. Vai come Veneziano si muove alla grande, peccato. Comunque penso che con PES proprio si presta bene per i live, comunque molto molto bene, quindi penso che farò un video, chiaramente non in live, perché chiaramente chi non può seguirmi magari dopo vedersi 2 ore di live può rompersi i coglioni, quindi sparerò, attenzione, no Petagna, no il peta, mamma mia che rischio. Ci sarà magari un video in live e uno no, perché comunque penso che ne farò parecchi di live sui giochi di calcio. Segui Yotobi pochissimo proprio, ho visto proprio qualche recensione qua e là, molto poco. Molto poco. Però devo dire che ha molte competenze nel suo coso, è bravo. Non devo dirlo io comunque. Sì, Andrea, ho dato proprio quella spinta che cercavo, sì. La mia divas preferita in assoluto è Stacy Kibler di una volta, perché veramente quando faceva poi l'entrata così, mamma mia, cioè ragazzi, ciao proprio. Poi abbiamo anche Lita chiaramente, e adesso anche il Cume, io sono una sfigata però, e c'è il gol, 2-0, purtroppo non segna il Cume, ma 2-0 del Bari. E se no mi piaceva anche cosa, una delle due è bella, sono uguali, però una mi piace di più. Comunque sono tutte fighe, quasi tutte fighe, insomma, a parte qualche eccesso clamoroso, ma c'è più che eccesso, cioè, se fai la diva, sinceramente cerca di essere figa. Fancazzisti anonimi, qualche video, qualcosa.
E beh, Tori, vabbè, ma Tori è un altro discorso, ragazzi. Tori è un amore nascosto. Sì. Veneziano 7, cioè, vabbè, Rossini 7,5. Buona vittoria comunque. Il pornazzo della tomba. No, guarda, cioè, qualcosa di veramente inguardabile, onestamente. Ah, Tori Wilson. No, Tori Wilson mi piaceva tanto, onestamente. No, guarda, volentieri, però faccio l'ultima perché cioè, devo anch'io abituarmi con sti live, cioè non ho più, non ho più gola, ragazzi. Dici quel fatto io non ho subito, che bari, fioi. Poi così... ok, vai, ultima partita per questo live comendiano. Xbox One o Play 4, avendole tutte e due, devo dire che preferisco PlayStation 4. Mi saluti Police, ciao Gabri, ti ho salutato comunque, Gabri Sigudo, ti ho già salutato un paio di volte ma non ho problemi, mi hanno convocato, niente convocazione, era chiaro. Però segno poco. Alla fine GP4 è GP4 un po' abbandonato perché crasha ogni 3 secondi. Match preferito in WWE è quello che è il triple threat. Due sono il triple threat Benoit, Triple H, Shawn Michaels, WrestleMania 20 e Royal Rumble di Chris Benoit, quella dove praticamente è partito al primo posto, da primo è partito da primo e ha vinto. Liberty parametro 0 così Gagliani mi prende. Sì, lo scrivo allora, le live lo scrivo su Facebook, sempre sulla pagina quella del Comendone, quella di mi piace, insomma. Come che gioco intendi acquistare non lo so in questo momento. Bari Lanciano comunque. Non so, onestamente, so che GTA a marzo, poi vabbè, MotoGP, i soliti, insomma, quelli ci saranno sempre. Mi saluti come ciao Break Cialetto. Salutami come Stefano De Meo, ciao bello. Vai, ultima partita di questo live comendiano. Speriamo di fare il secondo golletto della carriera dopo 3 assist meravigliosi. True West. No, domani ragazzi non registro perché domani forse ci sarà un video magari normale, però no, perché domani sono via, poi il compleanno anche del Bode, quindi sono a mangiare dal Bode. No, il Mono 5 no, non è il mio genere di locali, non sono mai andato. Sono stato 2 o 3 volte, mamma mia, però proprio non è il mio genere di locali. E Truck Simulator Scania tutta la vita. Mi saluti anche stasera, ciao Eli, ti saluto sempre, sei nei nostri cuori, sei la mascotte ormai in senso bello del gruppo, insomma, assolutamente. Attenzione, Monachello. No ragazzi, The Dark Side of the Bode. Ragazzi c'è il Bode. Ragazzi c'è il Bode in chat ragazzi. C'è il Bode, adesso mi raccomando, adesso finalmente lo posso dire. Il numero di carta di credito del Bode. Oh, un 40 27 10 20 72 intestato a Bode Paolo. E comprate tutto con la sua carta di credito. No, non vado mai al muretto, per carità di Dio, no. Domani è il compleanno del Bode, ragazzi. Fa 97 anni, portati benissimo. È arrivato anche il Bode, raga. È arrivato anche il Bode. No, cazzo, mi si chiuso il tablet proprio adesso. No, cazzo. Ok. Guarda, che tutti dicono Bode. Il Bode, ragazzi. Il Bode è amato da tutti. Il Cume cosa fa? Mamma mia. Vabbè, allora dai, facciamo 2 partite. Basta che il Bode scrivi rimani collegato per questa un'altra partita o devi andare a trombare. Scrivimi grazie perché almeno che faccio questa e un'altra, una per il Bode, un'altra la sparo per il Paolone. Adesso vedi Maria già staccato, lui lo ammazza se si è già dato via. Paolo. Niente, qua oddio, non ci sono più chat. Oh cazzo, ma non si vede più nessuno. Non sarà mica buggato tutto. Aspetta un attimo. Ragazzi, non ho più nessun messaggio. Ma proprio adesso. Bode, porti sfiga, cazzo. Ma perché? Aspetta un attimo. Riavviamo allora. Sarei attento alla partita. Tiam, eccolo là. Vabbè, a cagare.
Gol del Virtus Lanciano. Gol di Thiam. Ok. Ah, ok, perfetto. Siamo tornati. Vediamo, scusate un attimo. Mamma che come si trombo dopo, bravo. Bode, eccomi, ci sei Bode, posso fare questa un'altra partita? Vediamo se mi risponde, cazzo 1-0, solo concentrarmi però Fioi, porca puttana, fare bella figura. Devo assolutamente... Come secondo te il 7 è la misura massima di vabbè. Bode, ci sei per le 2 partite? Vedi, Bode non mi caga più, vedi, Bode non mi caga più. Stiamo giocando di merda adesso, ma porca troia. Cioè, scusate fai queste imprecazioni, però mi girano un po' le balle. Il turbe ti piace? Sì, mi piace molto il turbe. Comunque dovete convincere il Bode a fare la Football Manager in live con anche lui che parla. Cioè ragazzi, il Bode in live è una cosa incredibile, è un incrocio tra Rosy Bindi e Suor Paola, ragazzi, cosa meravigliosa. Il Bode non mi scrive. Attenzione, grossi, stiamo giocando malissimo. Eccolo là, 2-0. Ah, ho detto di... Bode, non goetto, mi si è bloccato tutto. Oh, madonna, mangia cappellotti. Sarebbe bello avere anche la pupetta, cazzo, in chat. Così la Ellie non si sente sola, visto che mi ha chiesto se la misura 7 è la misura di tutto. Vai, 2-0, veramente un disastro. Veramente un disastro. Arriva il Bode, perdo prima sconfitta, cioè prima partita che perdo, arriva il Bode, pazzesco. Pazzesco, veramente, pazzescus. Attenzione Monachello, e mamma mia. E non scarico le tratte italiane di Train Simulator perché non riesco a scaricare onestamente. Non mi dà dei problemi le tratte italiane, ho provato, Thiam, ma come stiamo giocando veramente di merda però. Non l'ho fatto My Club, è bello, però Bode porti, no dai scherzando, era che il Bode non porta sfiga, il Bode è la goccia di rugiada di un mare tempestoso. Thiam, gol, 3-0, va bene. Bode, ti voglio tanto bene Bode, ti voglio tanto bene. No, Bamba, no. Domani Bamba ed escort. Bene, un 3-0 positivo. Prima sconfitta probabilmente. Al cioccolato dolce un po' salato. Eli, cosa dici te? Dai, dopo veramente abbiamo dei dubbi sul fatto che sia una fanciulla o no. Capisci? Sono questi i nostri dubbi. Solo qua i ragazzi si eccitano nel sentire queste cose. L'ultima partita che faccio dopo però devo concentrarmi perché veramente è venuto un po' a cagare. Questa partita qua è un po' a fanculo. Dai Fioi, cerchiamo di almeno fare il gol della bandiera. Partita più brutta di un cross di Bonera, ti lovo, grande. Citazioni tipiche commendiane. Comunque dovete convincere il Bode a fare Football Manager. Pensa a un live su Football Manager con il Bode che fa il figo perché lui si mette sempre la Lazio con lo tirchio e domina tutti. Mamma mia, rischiato. Trish Stratus mi piaceva, diciamo che era proprio una maialona, ecco, questo diciamo di Trish Stratus, ricordo. Worms con il Bode. Ho capito, no, Eli, ho capito, però sai, magari, cioè, nel senso ci sono tanti ragazzi, se invece vuoi gelato, i ragazzi dopo pensano a un altro tipo di gelato, capisci? Lo dico per te, dopo ti rompono le balle, capito? Ok. Mammarella.
Mamma mia che male che stiamo giocando. Veneziano, sponda bellissima. Ragazzi. Male, un 0-3 veramente pesante. Dopo partite strepitose che abbiamo fatto qua in diretta, è arrivata la prima sconfitta clamorosa. Lita, Lita, sì, Lita era una gran ragazza. Però per me stessi, con le gambe del Madonna. Sì, l'uomo è pervertito per natura, lo sai, di Cecco. Domani live come no, domani sono con il Bode, se volete facciamo un live porno io e il Bode. Il Bode fa Tori e faccio Rocco. Il Cume, no ho sbagliato. Potrò andare avanti. Bacinovic. Come un po' frustrato, recupera palla, però sono distrutto. Golbert. Il Bode assomiglia anche un po' a Goldberg, i capelli soprattutto. Ragazzi, ma quanto una vergogna è, cioè io che ho Sky, che paghiamo 100 euro al mese di Sky, cosa fa? Adesso la Champions è sul premio, sono sconvolto, sono veramente sconvolto. Attenzione, Di Cecco. Veneziano che è più stanco di un Bonera variato. Veneziano, buon passaggio. Ma proprio malissimo stiamo giocando. Just Matti, sì, è vero. È veramente bravo nel giocare, fa bei video, assolutamente. E seguite anche il Bode, ragazzi. Pubblicità Bode. Seguite il Bode se volete una vita migliore, una vita fatta di cose meravigliose. Paolo Bode, un uomo, una garanzia. Ecco qua adesso, ragazzi, cerchiamo di tenere una certa. Vedi, è arrivato il Bode e comincio a leggere certi termini. Proprio il Bode ispira sesso, non c'è niente da fare. L'ho sempre detto e sempre lo dirò. Questo è Paolo, ragazzi, l'uomo che sussurra alle patate. Ok. Andiamo. Vai, Veneziano. Niente ragazzi, finita qua, partita orrenda, sull'ultima partita ragazzi ho bisogno del vostro supporto, in primis dal Bode. Però Bode potresti anche collegarti su Steam, potresti anche fare l'entrata, ah no però forse non puoi perché non hai le cuffie o comunque se magari c'è la pupetta che si sta guardando la TV, però sarebbe bello cazzo. Il Bode è un ragazzo che ha fatto dell'essere uomo e meraviglioso la sua prima virtù. 14 punti, Vicenza, Spezia, ok. Mamma mia che male. 7 partite, un gol fatto, 3 assist. Ecco, finiamo con Coppa Italia, turno 2 andata. Si conclude con questa partita qua, vediamo se in Team Cup con la squadra di Serie A riusciamo a fare grandi prestazioni. Come io tratto video sul Milan se vuoi, guardane qualcuno. Va bene, volentieri. Se ti chiami Drogati di Milan. Col Torino penso che prenderò le bombe. Dai, final match. Adesso supporto, adesso basta porno, basta gelati, basta robe così. Tutti concentrati e Paolo Bode, ho bisogno della tua carica positiva perché solo tu mi puoi dare quel qualcosa in più. Vai, Team Cup. Secondo turno, andata. Dello Stadio Olimpico di Torino. Bari. Martinez. Sanchez. Amauri. O Amauri, avevo la scelta. Amauri. Mamma mia. Si comincia a soffrire, ma d'altronde non potevamo pensare di vincerle tutte, sarebbe stato anche forse tra virgolette noioso. Però adesso inizia veramente il difficile. Coppa Italia, siamo gol. Fuori gioco di Amauri, dai che fuori gioco. Infatti Amauri, non per i maroni, fuori gioco. Grande Fabio, sì, qua vediamo. Anche a me è arrivato un messaggio. Ti ho mollato, ciao. Firmato la fidanzata del culo. Ok, bene. Amauri. Veneziano, sponda.
A Mauri. A Mauri. Svegliati, ecco, porco, grande. Grande Bode. Mi sveglio, Bode, qua sono in un momento di crisi, cazzo. Purtroppo non va bene in questo momento. In questo momento la squadra non gira, il portiere mi fa dei rinvii che sembra un pippone. Ma dai, ma non può essere fallo questo però, ragazzi. Cioè, se questo è fallo, cioè... Allora veramente, cioè... Non so, il Milan vince la Champions quest'anno, dai. Un video, no, questo sarà proprio impossibile, un video con la fidanzata. Penso che sia più facile vedere io e il Bode nudi su YouTube, probabilmente. Fernando Berreto. Purtroppo siamo in evoluzione clamorosa. Sembra il Milan delle prime 2 giornate che poi è calato. Cioè, veramente. Ci svegliamo, perché sono rotto che coglioni adesso, Veneziano. Il Bari fa girare palla, siamo contro una squadra di Serie A comunque, quindi ci sta anche di giocarla male. Con Lanzano che non me l'aspettavo. Fernando recupera molto bene. Sì, io il no, passaggio cumulativo, ecco, i cumulativi ancora a volte esistono purtroppo. Veneziano. Comunque un giorno pensavo di fare una live durante una partita del Milan. Vediamo. Pensavo di farla però. Glick. Beh, io e il Bode nudi facciamo 100.000 iscritti, cioè 100 milioni di iscritti, superiamo tutti, superiamo i PewDiePie, i VJ, tutti quanti li superiamo. E il Quaglia. Siamo un po' calati, siamo a 47, vi ringrazio voi che ancora resistete, siete veramente fenomenali. Barreto. Dai, voglio fare un gol per il Bode, cazzo, è venuto qua il Bode, piccolino, meraviglioso. Comunque sti live sono la droga, fai droga pura, Ragazzi, bravissimo, questa poteva essere bella perché me l'ha passata come un cioccolataio obeso. E il Quaglia, Fabio Quagliarella. A Mauri. Dai ragazzi, su, porca miseria, madonna. Oh. Mamma mia, Fioi, che tristezza di match. E puoi passare per cortesia? Ecco. Involuzione del Bari, ragazzi. Involuzione. Questo può essere positivo se la prende. Ti prego, prendila. Vedete, quella chat mi si è bloccata. Intanto si blocca sto stronzo di chat. Ed il Bode ha scombuscolato tutto il Bode con la sua meravigliosità. Aspetta. Vedo, sono del modello di ragazzi, a marzo mi prendo un portatile, un Alienware di quelli bestiali, così abbiamo anche l'Alienware e possiamo dominare ancora di più la scena, Ok. Ah, ok, su quella taglio obeso. Sì, infatti lo concludo, finisco questa partita, saluto tutti, do un bacio al Bode e vado. In bocca al lupo The King, mi raccomando, spero sia un'operazione comunque di routine. È vero, Bode, io esisto solo per lavorare di mattina. Veneziano, niente da fare. Per esempio si pensava col Bode di andare magari chiaramente il Milano Comics, Milano Week, Roma Comics, roba là. Problema, Luca Comics, però il problema è che fatalità avevamo sempre impegni. Siamo sempre impegnati, chiaramente lavorativamente parlando, quindi non ce la facciamo mai, però è un obiettivo che abbiamo tutti e due. Attenzione per un attimo, il Bari, vediamo il Bari. Che passaggio è? Che passaggio è? Il Quaglia, Fabio Quagliarella. 55esimo, sempre 0-0 a Mauri, buona parata. Ecco il Bode, si parlava di canzoni, no, dei miei cantanti preferiti, i miei preferiti. Il Bode è un lirico, è proprio un tenore incredibile, cioè, diciamo che veramente lui praticamente prende le note come io prendo gol in questo momento, cioè è un fenomeno assurdo.
E quindi veramente se avete bisogno di una canzone per il matrimonio, andate da Bode e con 10 euro vi fa tutto il servizio, insomma. Ok. Sì, la 2.5, la 2.50 uso sì di PEX Galaxy. Guarda che partita, però mi dispiace Fioi. Siamo venuti fin qua per vedere il segnale a Mauri. Comunque 0-0 fuori casa, sì, verità. No, Mauri gol, eccolo là. A Mauri va in gol. Gol di Amauri, ci avevamo preso gol da Amauri ragazzi. 1-0 Torino. Niente da fare, Bode mi dispiace, probabilmente arriveranno 2 sconfitte con te collegato, mi dispiace veramente. Dai, come crediamoci, però non è finita. Non è finita. Ma dai, esce Fernando, entra Benassi. Entra Benny Benassi. Il servizio cos'altro comprende? Beh, dopo la vi spiega il Bode con la sua barbetta incolta, ragazzi, il Bode fa tutto. Benassi. Amaretto, ama. Questo è il Bode, ragazzi. Io e il Bode ci conosciamo da sempre, da quando il Bode ha detto per la prima volta Commenda ti love. Attenzione Benassi, miracolo del portiere, gol. Gol del Torino 2-0. 2-0 Torino, fuori anche dalla Coppa Italia. Bode, ti voglio un bene dell'anima. Bode, ti love. Incredibile. Il Cume è disperato. Cerci come ti sembra? Il Robin italiano, chiaramente. Veneziano anche stanco, chiaramente. Ho corso tanto a vuoto, mi arrivano pochi palloni. Momento un po' di panico, Veneziano. Sarebbe ripartito almeno fare un gol. Brutto, bruttissimo. Ragazzi, Grinta, la squadra è involuta, ragazzi. La squadra è involuta purtroppo. Non riesco a fare gioco. Dai, come un'azione, un qualcosa. Come recupera la palla, niente da fare. Dai ragazzi. Bravissimo, come finalmente qualcosa di buono. Finalmente qualcosa di buono. Il Cume di testa non arriva. Incredibile, incredibile. Tiro del gol del Bari. Tutto sul colpo, gol del Bari da fuori. Gol del Bari 2-1, riaperta. Riaperta Galano. Galano, siamo a Carnevale, vai con i Galani. E vai con i Galani, grandissimo gol di Galano. Grandissimo 2-1 fuori casa, gol pesantissimo questo, gol pesantissimo. Gol pesantissimo del Bari, attenzione, non prendiamo, cerchiamo di tenere il 2-1, Quagliarella. Ciao Fabio Orsini. No, adesso non prendiamolo, ok. Grandi ragazzi, grandissimi. Un gol veramente pesante. No, finisce 2-1. Finisce 2-1, 2-1 per il Torino, ma questo gol di Galano ci dà ancora qualche speranza per la gara di ritorno al San Nicola. No, dai, non è scarso il Bari, sono messo bene in campionato, purtroppo è arrivato il Bode, ho avuto un po' più di sfiga. Ok. Fabrizio Pizzichillo ti saluto, Jorgen Mattias Messina ti saluto. Mialuti, Gianni Gammer ti saluto, Matt Jet 568 ti saluto. No, non è secca, è andata e ritorno, mi penso. Sì, è andata e ritorno. Ok, ragazzi, guarda il Cume è sexy. Va buon, raga, ascoltatemi, ragazzi. Come si dice, io direi di chiudere qua perché sono abbastanza provato e ho anche fame, devo mangiarmi una bella piadinona. E niente ragazzi, è stato veramente stupendo anche questo live, veramente ci divertiamo al massimo. Adesso prossimo live vediamo se farlo domenica o lunedì, però ne farò di live perché mi stanno piacendo in maniera devastante. E ripeto, non pensavo di avere così tanto seguito e tutto, dai, sono riuscito a dare quella svolta al canale che volevo perché non ce la facevo più, sinceramente così si stava appiattendo un po' tutto e
non è che mi divertivo più, però serve sempre un cambiamento, è importante sempre fare cose nuove. Chiaramente spero di poter fare, speriamo di convincere il Bode a fare uno dei live anche a lui, magari con Football Manager, mi piacerebbe tanto, perché alla fine con i live è più facile seguire anche un gioco così, secondo me, perché intanto rispondi, ciaccoli, vaneggi. Sarebbe bello, Bode, quindi tu cerca di capire che lo vogliamo fare, Bode, capito? E anche Fly Simulator, va bene, Bode, capito, Bode? Ok, bravo, Bode. Come ti saluto, Eli, ti saluto, grande Eli, l'unica fanciulla in questo mare di bastoni. E niente, ti saluto, saluto tutti. Siete veramente splendidi, lo ripeto. E il Bodi mi ha fatto piacere che sei venuto, per fortuna. Tra un'oretta ci sarà la chiamata comendiana per salutare il Bode, fare gli auguri di un distinto Natale e di un sereno anno nuovo. Ti saluto Eli, ciao Eli, ciao, 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 ciao. Senti, ci siamo su FM, vedi. Ciao a tutti, ok. Se volete rivedere il video dopo sarà sul canale. PS ti puoi iscrivere. Dove è il tuo canale? Dopo ci do un'occhiata. Ciao come alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao Luca Bruschetta che mi fa venire fame. Tranquillo, sono in tutti i live, grazie. Johnny Berto, ciao. Matt Jet, dopo controllo il canale, vediamo. TVB come anche io ti voglio bene, I love you. Come ti chiami su PlayStation Network Comenda V88 mi sembra. E niente ragazzi, un saluto dal comendone veneziano, l'ultimo saluto lo lascio al Bode, e visto che il Bode non è collegato, lo faccio io. La 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 la. Ciao ragazzi, un saluto grande, siete fenomenali.